ricordate che questa data accade ogni 4 anni. A noi ce ne sono rimasti almeno ancora 2 di 29 febbraio. Dopo abbiamo chiuso. 29 febbraio è una giornata particolare. Auguri a tutti quelli nati oggi, perché poi sai che quelli nati una volta ogni 4 anni festeggiano il compleanno. Volevamo cominciare con un pezzo di Modugno, ma non lo farò perché io muoio. Se tu lo fai arriva l'ambulanza a prendere. Non si può fare in diretta, io lo farei, sono tentato perché non lo so. Non sapete a cosa andiamo incontro. No. Meglio lasciar perdere. No, era una cosa carina perché insomma si parla tanto di Sanremo, si parla sempre di Sanremo, di questi testi delle canzoni, si è parlato tanto della Tatangelo, di questa canzone dedicata all'amico gay della Tatangelo, il truccatore. Chi non ha un truccatore gay? Tutti noi. No, non tutti. Io ho un truccatore che fa dammi che te mette a farti. Che fa il carrozziere gli altri giorni. Sì, per carità. No, allora avevamo pensato di fare una canzone senza ipocrisie. C'è una canzone, pane vino al vino. Pane vino al vino, anziché di dire perché tu non sei come noi, che è già discriminante, forse già sei. Allora a sto punto basta. Dillo, basta. Dammi un accordo. Dagli un accordo. Un accordo qualsiasi. Ti do un accordo. Lo faccio? Dai, fallo. Questo su tutti i giornali. Inventata, Cremonese, inventata, cioè è contro l'ipocrisia delle canzoni. Con che tono la fai? Inventa. Dille normali come la fai? È meno dannosa che se uno dice perché tu non sei come noi. Non va bene. Ah, carino, perché non ti arrabbiare se quello. Invece uno proprio deve dire piatto. Frocio. Perché ti dicono frocio? Non ti arrabbiare, loro non capiscono. Basta. Così, vai piatto, falla piatta. Ricchio! No, però così almeno non siamo ipocriti, capisci? Allora pane, vino al vino, c'è bisogno di fare tutto nascondere. Vabbè, era una presa in giro, diciamo, a quei testi che vogliono dire delle cose nascoste su altre frasi, allora falla così. Allora Gigi D'Alessio dichiara è un plagio. Io la canzone l'avevo scritta proprio così. Vedi? Sì. E lei l'ha stravolta, L'ho fatta. L'hai fatta? L'ho fatta. Allora, non pensavo fosse una cosa che insomma no, vabbè, è una cosa che insomma così da noi da redazione rimaneva tra me e invece l'abbiamo proprio spiattellata. Dove arriveremo da qui a giugno? Tra un po' arriva Sergio Valsania. Sì. Allora dicevamo oggi promuoveremo il tuo film perché verranno non è mio, è di Francesco Patierno, ispirato al libro. Ispirato al libro che tu avevi scritto, sì. che ti avevano scritto a te. Non è vero, quello l'ho scritto, quello l'ho fatto, non è vero. Va bene. E da cui è stato tratto un film dove tu ci hai guadagnato un sacco di soldi, diritti. Non è vero, neanche quello. No, qualcosì. Verranno qui 2 attori e il regista, verranno qua. Mica Cotica, stiamo parlando di Corrado Fortuna. Anche se tra i due mi dicono che quello più lungo abbia dei problemi. Non si sa, perché interpretare te. Dicevo, Corrado Fortuna ha già visto il film. Tanto non c'è ora. E fammi finire un minchia di discorso, sto dicendo, Corrado Fortuna, fammi almeno la scheda. Vai. Già visto in diversi film, come? Ora. My Name is Tanino, ad esempio. Poi quello con Nicola Savino, che non mi ricordo adesso il nome. Che non è neanche agenzia matrimoniale, che non è ancora uscito. No. Se è uscito non ce ne siamo accorti, però è uscito. Uscirà. È uscito e rientrato. Elio Germano, che adesso gira dei film anche di notte, è costretto a girare, è uno degli attori che va per la maggiore, visto in quanti film? 300 in questo momento. Quindi Elio Germano, Corrado Fortuna e Patierno, il regista, saranno qui, ci parleranno di questo film bellissimo, molto carino. Noi non l'abbiamo visto. No, io sì. Tu l'hai visto? Sei molto soddisfatto. Quanti palle ti dai? 4-5, dai. 4-5 palle. Da oggi abbiamo letto le critiche, c'è chi dice bene, c'è chi dice così, ma non c'è chi dice male. No, ma dice male. I soliti, quelli soliti che devono dire male per forza di qualsiasi film, ci sono sempre, però devo dire che non vi potete lamentare. No, non vi potete lamentare. Come si chiama quella dell'Espresso che è una Lietta Tornabuoni, che ha detto non male, bene. Da vedere. Devo dire film niente male, quando uno dice niente male è buono. Quello di Libero
Libero mi è piaciuto molto. Sì, anche a me, molto. Quello di Libero proprio ti ha stracciato a te. Sì, è vero. Non al film, che non c'entra nulla, è stata una cattiveria. Dimmi il nome, diciamo il nome. Non lo so, non l'ho rimosso, capito? No, non lo devi rimuovere, quelle cose vanno dette. Sì, adesso lo troviamo. Allora, scusa, i critici criticano. Noi critichiamo i critici. Giusto. Quindi se tu devi fare una recensione sul film, falla sul film, di che il film non ti è piaciuto, ma non insultare il mio amico Baldini. Bravo, grazie. Bravo, giusto? Bravo. Anzi, ora diciamo nome e cognome, così impara a fare il suo mestiere. Allora, tu devi criticare un film, di che il film è schifoso, non mi è piaciuto perché regia pessima, ma dire poi il libro tratto da Baldini, la blanda spalla di Fiorello buttata così. No, caro, ditemi il nome. Aspetta, no, leggiamolo. Il mattino, dimmi chi è, dov'è, da evitare. Cura di si chiama Giorgio Carbone. Bene. Allora, la trama, la giovinezza esagerata di Marco Baldini, che tutti oggi ne conosco come spalla, fin troppo blanda di Fiorello. Cioè, questo è gratuito, cattiveria. Bravi. No, uno è lì. Noi però stiamo. Scusate, volava qualcosa in aria. Baldini? Sì? C'era un rumore strano. Puntualizziamo. Sì. Non è che noi vogliamo che tutti debbano per forza parlare bene di noi. Ma siccome stai facendo una critica su un film, falla al film, agli attori, al regista, non da chi è tratto, e poi era gratuita. Quindi, caro. Ma possibile che io devo fare queste cose? Ma devo difendere. Signori della corte, ora dico quest'uomo, che poi se la prendono sempre con me. No. Però sei mio amico. Sei un mio amico. Bravo, sei un mio amico, attenzione. Beltroni annuncia il PD, Partito Democratico, è il partito del lavoro. A Napoli crollo dei consensi. Questa ce l'ha scritta Cassini, napoletano. No, se lui no. Sempre lui. Lui pensa che noi non riconosciamo la sua voce. Ormai sì. Sentiamo chi c'è, anche se lo sappiamo tutti già. Pronto? Pronto? Eccolo là. Un attimo. Sì. Purtroppo ho il volume della radio basso. Allora lei ho il volume della radio basso. Allora lei lo sa che sta chiamando la radio. Sì, della mia radio. Mia radio. Scusate, io vado via. Non sento nulla. Adesso sente meglio? È questo? Scusate, grazie. Mi sentite? Sì, la sentiamo purtroppo bene. Sono ancora io, Persichetti. Io vi chiedo scusa perché prima ho dovuto attaccare, ma avevo un cliente sull'altra linea, chiedo scusa. Allora mi diceva, cerca un 4 vani, poi... 4 vani? Ma che sta dicendo? Ma chi cerca un 4 vani? Ma scusi, mi consenta. Lei prima non ha chiamato l'immobiliare, la Casa delle Libertà? Non faccia riferimenti politici! Ma non sono! Ma chi parla di politica? Ma chi parla di politica? Chi parla di politica? Io parlo di immobili, case, più case per tutti! Grazie, non abbiamo bisogno di case qui. Ma come non hai bisogno di case? Ma scusi, lei dove dorme? Sotto i ponti? Tra l'altro facciamo anche quelli, ho giusto nel cassetto un progettino di un piccolo ponte che mi parte da Reggio Calabria, attraverso lo stretto. Basta così, basta. Ma perché mi interrompe sempre, cribriaccio? Siamo forse in radio? Sì. In diretta? Sì. Allora ha ragione. Lo vede. Pensa, quando ha ragione, ha ragione. Io glielo riconosco, perché sono una persona obiettiva. Quasi. Democratiche e liberale. Dai, cambiamo argomento. Cosa fa a Pasqua? A Pasqua non lo so, passerò in famiglia, lo passerò con lei. Veda, per me la Pasqua è sempre un momento un po' triste. Ah sì, mi dispiace. Ogni volta che penso a quel ragazzo che 2000 anni fa è stato tradito dal suo amico Di Pietro. No, si chiamava Pietro. Si chiamava Pietro. Mi fa orrore. Di Pietro mi fa orrore. Era Pietro. Di Pietro mi fa orrore. Mi fa orrore. Ho paura di Pietro. In mezzo. Scusa, Tra poco il re del jazz, Paolo Fava, qui su Viva Radio 2. Abbiamo con noi il maestro Cremonesi che non abbiamo presentato all'inizio con la sua band. Eccolo.
questo non era la favata finale, ci deve essere sempre. Stavo cedendo Taddia a colpi di tromba. Complimenti a Cremonese e la sua band, stanno facendo delle cose egregie, tutti parlano di loro. Pensate che Castaldo, sai chi è Castaldo? Gino Castaldo di Repubblica, il critico musicale di Repubblica, ha detto basta con questa orchestra sanremese così numerosa, così ci vorrebbe una orchestra agile come quella di Enrico Cremonese. L'ha detto così. Non lo sapevo. L'ha detto. Ma perché? L'ha detto, vero? Allora, scienza, antropologi scozzesi, noi leggiamo queste notizie e poi ve le riportiamo perché sappiamo che voi siete un pubblico non è che c'ha tempo di leggere, quindi grazie a Dio. Gli abbiamo dato degli ignoranti. E qua, guardate, il giornale da cui è tratto è La Stampa, vero? La Stampa di Torino, eccolo qua, guardate, nel frattempo vi leggo la notizia. Dicevo, antropologi scozzesi ricostruiscono il volto di Bach. Pensate, alcuni colleghi tedeschi dichiarano noi invece stiamo lavorando sulle palle di Mozart. Questa sera ricordiamo che alle 20:30 a Roma, quindi ci sarà la proiezione del film Il mattino all'ora in bocca, riservata però ai creditori di Marco Baldini per contenere tutto il pubblico. Sono state prenotate le 18 sale del Warner Village di Roma. Stanno per arrivare, Oh ragazzi, è il momento di andare in disco. Vogliamo andare in disco? Perché ci hanno remixato. Ma mica uno così. Provenzano Promised Land Remix, una roba pazzesca. Guarda, aspetta, Lolli, Everybody dance. 1, 2, 3, 4. Chi siamo noi? Senti che roba, Questo è vero, Chi siamo noi per dire chi è dolce e chi è campana? Chi siamo noi per dire chi è caino e chi è alto? Chi siamo noi per dire chi è alto, chi è Giovanni e chi è Giacomo? Chi siamo noi? Questi sono i momenti radiofonici che mia madre preferisce. Quando mia madre sente questi pezzi si aggrappa al palo e comincia a rotearli intorno con la gamba avvinghiata. Mia madre è la regina della lap. La chiamavano proprio Alappana. Bello, ragazzi, qui è roba seria, Guardate in seconda fila quella signora è meravigliosa, guarda. La signora Tecno è bellissima, perché ha la faccia della Thatcher, però poi balla. È la signora Coccoluto. Chi siamo noi? Questa è l'Electro House, non ci dicono. Sembra Mao Zedong, è vero. Chi siamo noi per dire chi è dolce e chi è campana? Chi siamo noi per dire chi è alto, chi è Giovanni e chi è Giacomo? Chi siamo noi? Yo, brothers and sisters. Grazie a Provenzano DJ di M2O, sai, la radio dei dischetti. Questa M2O, quindi saremo proiettati nelle radio per Bischelli. Tua madre, Marco, ha fatto delle dichiarazioni, la mamma di Marco Baldini, perché sai, adesso vanno a intervistare chi ti sta vicino, hanno intervistato tua madre, che è andata a vedere il film Il mattino all'ora in bocca, ha commentato: mi è piaciuto molto questo film, su Rosario Fiorello, dice, non ho capito chi fosse quel suo amico idiota che si è mangiato tutto al gioco. Ma chi è? Apriti cielo oggi, che devi fare? Così, Vabbè, scusa, certo, oggi ti tocca, il giorno che faranno un film su di me,
Un libro già. Fenomenologia di Fiorello. Non l'ho fatto io, l'ho fatto Aldo Grasso, io sono onoratissimo di questa cosa, tra l'altro te lo ripeto, prima in classifica nella varia dei libri, qui c'è anche un responsabile venuto apposta della Mondadori che non ci sta cagando di pezza. Sì, stiamo parlando. Quello che assomiglia a Einstein. Sì, assomiglia a Einstein, lui si chiamano. Il tuo ruolo come si chiama in una. Editor, lui sembra Moretti, lui è un editor, facciamo parlare l'editor. Editor, buongiorno. Ciao Fiorello, ciao Marco. Ciao. Ero al bagno. Di cosa stavate parlando? Del libro. Il tuo? No, mio, quello che ha scritto Aldo Grasso, che c'è anche il CD delle telefonate di Mike. Pronto, c'è Mike. Esattamente, sì. Sta andando piuttosto bene Fiorello, però si può migliorare. Ma tu puoi diventare un personaggio. Sì, è vero. Perché parli strano. Facciamo un libro. Come direbbe Mike, appunto, andrebbe comprato. Come direbbe Mike. Grazie, si chiama Cottafava lui. Ecco. No, Cottafava. Ma non ci credo, Cottafava. Ma guarda, ci sono 2 copie in sala. Guarda, sembra il libro di Mike. Pronto, c'è Mike. Grazie, ma roba ramati. Scusate, vi dobbiamo interrompere che noi vogliamo sapere che cosa danno stasera in televisione stasera. Ecco la signorina, ferma col dito, ferma. Buonasera signorina. Buonasera. Sì. Buonasera. Veniamo ora alla lettura dei programmi. Va bene. Su Rete 4 stasera alle 22:30. Le regole della casa del Sidro. Vabbè. Con Tobey Maguire, Charlize Theron e Michael Caine. Beh. 2 palle. Ma perché, scusi? Di film, ma 2 palle che non finiscono mai. Ma non dia pareri, scusi. Anzi, poi, è uno sfrancimento di Si tale. inizia sempre con la Rai. Su Rai 3. Vabbè, Rai Alle 3. 21:05 mi manda Rai 3. Sì. Attualità con Andrea Vianello e Sabrina Mondaini. No, perché non sono loro 2, non dica scemenze, ha saltato poi Sempre Rai 1. su Rai 3, Ecco. alle 23:45, Tintoria Sì. con Tanigio Yamanucci quasi. e Ned Stevens, un varietà Varietà. che fa ridere, ma ridere. Lo devi vedere col pannolone. Ma non sembra il modo di annunciare i programmi. Poi dica Rai 1, Rai 1. Su History Channel. Preciso. Stasera alle 21 la dinastia Gucci. Bene. Io ho una borsetta di Gucci. Vabbè, che è chi se un ne frega. amore grigia con tutte le G rosse. Basta, dica Rai 1. Su Rai 1 alle Oh. 18:50 Ma perché 18? l'eredità con quel carboncino nero di Carlo Conti. Senta, la finisca che è meglio, lasciamo perdere. Certo. Su canale 389 E cioè? Sky. Sì. E cioè? Esattamente Hot. Eccola. Zappi. No. Stasera tardi. No. Ma molto tardi. Lasci perdere. Va in onda il film? Ripeto. Sì. Stia attenta. Stasera tardi, ma molto tardi. Sì. Ecco. Girati. Va in onda il film Il... Sapevo che non riuscivo a dirlo, lo so. Va ora in onda il film Il nano dagli occhi di ghiaccio. Non faccia così. Bene. Viva Radio 2! Oltre all'edizione delle 13:40, delle 22:40 e delle 7 del mattino, viva Radio 2! E anche di domenica! Grivio, dalle 11 alle 12:30! Domenica! Viva Radio 2! Canzone, stanno arrivando i nostri attori, stanno arrivando i nostri attori. Guarda che per questi ragazzi è una cosa che non gli capiterà mai nella vita come attore, no? Cioè avere davanti 2 personaggi che loro interpretano nel film, quando glieli capita, perché i personaggi o sono irreali o sono morti o hanno 90 anni. Quindi voglio dire, la prima volta che ci hanno davanti 2 character, come le chiamano in America, vivi davanti a loro, anzi, ma proprio vivi. Ma è proprio. Io una toccatina però. Sì, diamocela. Sai, pensi, dopo il film morirono bambini, mamma mia, lascia stare. Attenzione, cosa c'è?
Che è successo? No, niente. Una cosa terribile. Vogliamo mettere quella canzone di Sanremo? A me guarda, io carina, continuo. A parte Tricarico, che non mi dispiace. Tricarico è bello lì. Mi fa sentire l'inciso di Tricarico? Voglio una vita tranquilla, Bello l'inciso. che da quando ho sognato che sono spericolato. Voglio una vita serena, siamo solo noi, che da quando ho sognato che Bello. Però quella che ci piace di più è quella di Frank Head, quella che fa questa è bellissima, questi tre, i Frank Head, sentiamolo un po', dai, così ci mette un po' d'allegria questa, ci mette un po' d'allegria, Frank Head direttamente da Sanremo. Non sai cosa è successo, sei chiuso a chiave nel limbo del tuo cesso, ti specchi nello specchio con un sorriso da scarabocchio, è quello un uomo che non pensa, è quello un uomo che non parla, è quello un uomo che non ha niente da dire, lavori tutto il giorno, ritorni ai guardi, resisti porno, non cerchi di cambiare, perlomeno puoi ragionare, come un uomo che non beve, come un uomo che non fuma, come un uomo che non ha molto da amare, senti ruba Mario Plano e non hai soldi per il Luna Park, Bene, i Frank Head direttamente da Sanremo. Però adesso abbassiamo i toni. Sì, abbassiamo i toni. L'applauso deve essere appena lieve. Anche perché stasera poi si sa chi ha vinto, chi avrà vinto Noi tifiamo Frank i giovani, noi tifiamo per Frank Head. Ma scusa, i Finlay sono giovani o sono i vecchi? Com'è? Non lo so, nei campioni. Come sono? Sono i campioni i Finlay, no? Sì. No, sono bravi i Finlay. Però ieri hanno fatto sto duetto con questa che... Ma chi è? È arrivato, io pensavo che adesso chissà i Finlay, capirai, i Finlay ci avranno una che canterà da Dio. È il numero uno in Sud America. Sarà pure la numero uno in Sud America, ma ieri sera o la canzone, la tonalità non era adatta a lei. Non era la sua, esatto. No, lei è brava, ma non era la sua. Pure brava, però... sarà la numero uno in Messico, ma in Italia siamo al numero 16. Anche in Italia abbiamo cantanti molto bravi. Signori, i Finlay sono bravi. Sì, bravi, sì, ci mancherebbe. Poi sono giovani. Vabbè. No, ti pare niente. Io li odio, tutti quelli giovani. Io i giovani li odio. Allora quando arriveranno gli attori li prendi a coltellate. Coltellate, poi quello lungo che manca a 30 anni arrivano. Pensa te, non arrivano a 30 anni. Il regista è molto più vecchio, mi sembra che sia sulla sessantina. Chi? Paterno? Paterno, però tanto non c'è, non può replicare. No, tanto voglia. Senti, stiamo abbassando, non so se avete notato, abbiamo abbassato i toni perché adesso si parla di jazz, musica impegnata. Jazz, arriva Paolo Fava, il grande del jazz. Dicevo, un grande del jazz. Allora, tu chi è quel ragazzo? Quel ragazzo là Cremonesi. Allora, mi suoni solo diminuite. Sì. Prego. Esattamente. Perfetto. Dicevo, lo chiamate... Io! Ogni tanto gli do. No. Dicevo, lei è il più grande del jazz, giusto? Enrico 2. Lei non deve dire così, non usi questi termini. Vabbè, ma è anche modesto, bravo. Mi scusi, maestro. Onnipotente. Ecco. Onnipotente. Pensa che nell'ambiente mi chiamano Padre Eterno. Purtroppo ci sono errori che non riesco a dire, però Eterno. Senta, cosa sta facendo in questo periodo? Sto tenendo dei corsi, corsi di aggiornamento sulla tromba. Certo. Il tema del convegno di oggi è molto importante. E qual è il tema la scelta del bocchino. Perché non riesco a capire queste risate per un banale che potrebbe sembrare un doppio. Ma non lo è. Il bocchino è questo. È quello, guarda, questo facciamo sentire. Ecco, questo è il bocchino. Senza bocchino purtroppo la tromba non si può suonare, non potresti mai. Bene, senta, c'è Cremonesi, è svenuto sotto il telefono. Dicevo,
Senta, c'erano a questi corsi altri musicisti? Allora, se ditemi me ne vado. No, perché se solo dire la parola Bocchino ancora, vi fa ridere. No, così, Cremonesi, vuol dire che è siete un ragazzo semplice. Vuol dire che siete questo si chiama così e così va chiamato. Non posso chiamarlo beccuccio. No, certo, non è un beccuccio. Ed è molto importante. Importantissimo, perché bella, si poggia la bocca. No, maestro, non vado avanti perché ha capito? Sì, ok, a questo serve il punto. No. Senta, allora, c'erano altri musicisti con lei? C'era il Fiorfiore. Fiorfiore? C'era il Fiorfiore. C'era Giuseppe Merolla. Vabbè. C'era Matteo Pecora. C'era Ciro Punzo. Poi c'era i Tomazzoni qua. Sono veri tutti, Alessandra Papotto, poi c'era Rocco Ventrella, Gino Beccaceci e il Corcovado Jasper, erano tutti. Senta, ci fa ascoltare qualcosa oggi? Mi devo riprendere, sa? Sì. Un brano, mi fa sentire un brano che ho composto in gioventù, ma quando era giovane? Adolescente. Sentiamo il brano dell'adolescenza di Paolo Fava. Allegro. Benissimo. Senta, spieghiamoci. Come si intitola il brano? Zaganella. Grazie a Paolo Fava. Allora, sta per arrivare il cast non al completo del film Il mattino all'ora in bocca. Abbiamo un'altra canzone da mettere. Io metterei quella della Ferrari, dai. Ferrari, il giorno della vittoria. Abbiamo vinto per un il mondo. punto. È bello sto pezzo, diciamo a chi non ci sente. Questo pezzo è fatto con le voci prese, ce l'avevamo solo noi, comunicazioni tra box e macchina, quindi si sente la voce di Raikkonen, la voce del nostro Stefano Domenicali e di tutti, e questo suono che sentite è originale della rossa di Maranello. We win by 1 point. Abbiamo vinto per un punto. The race win. Job done. Big guy. Okay, it's all over. It's all over. Hamilton 7. By my calculations, we win the championship by 1 point. We win by 1 point. Fantastic job. Absolutely fantastic. Yeah, thanks. Fucking hell. I told you that it's never over before it's over. That's right. Thank you guys. Very good. Fantastic. Excellent job. Excellent. Fantastic. Superb. Fantastic. Thank you. Adesso c'è Berlusconi oggi ha presentato il programma del Partito delle Libertà. Allora? Sono solo 7 punti riassunti in 12 pagine. Pensate che per farlo capire a Calderoli ne è stata fatta un'edizione a fumetti. A fumetti. Abbiamo una promozione con Cremonesi, il nostro Cremonesi, Nando Gazzolo. grandissimo, il Nando Gazzolo di Via Radio 2, perché come lui legge. Solo tu sai fare le radiopromozioni. È vero, Cos'è sempre quella del cane? Sempre il cane, vero? Sempre il cane? Sì. È il cane, quando dice 100% pollo, 100% coniglio, io veramente mi fidanzerei con te. Sì. Signori, radiopromozione, sentite che roba. Bravo! Ragazzi, allora, con
comprate questo cibo per gatti, 100% coniglio, 100% frattaglie, e poi dopo, dai, garantisce il moige. No, Monge. Non è il Monge. Signori, ci siamo? Sì. Con noi Elio Germano, Corrado Fortuna e Francesco Patierno. Germano, mettiti la cuffia, Germano. Sì, mica stiamo al cinema. A Roma dico mica stiamo al cinematografo. Qui se non hai la cuffia. Come va Germano? Bene, anche con Germano, devo dire, ha un look, si vede che sta girando qualcosa. Sembra Trotsky. C'è la barba, sì. La fiction su Trotsky. Ma veramente? No. I baffi sono antichi però, Sì, ma tutto finto come al cinema. No, questo è vero. Germano peloso vero. Sei quasi peloso come Cremonesi. Corrado Fortuna, buongiorno, benvenuto. Ciao, grazie. È il nostro Francesco Patierno, il regista. Tra l'altro, scusami, ma c'è un'ansia, è uscita adesso. Di Pietro ascolta Viva Radio 2 e chiede all'attore Corrado Fortuna se vuole interpretare il film My Name is Tonino. Vabbè, sembra buffetto. No. Allora ragazzi, io non so da cominciare come Baldini. La cosa è un po' imbarazzante. Sì, parlare di un film che narra della tua storia, della tua vita, quindi sono cavoli tuoi. Ciao. No, diciamo una cosa ai giornalisti subito, diciamola, perché tutti si aspettavano da Francesco un film duro, perché il primo film suo era Pater Familias, un film molto duro, molto crudo. Questa è una commedia, dunque non paragonatela a raccontare dal regista. Prego, regista. Comunque diciamolo. È imbarazzante davanti a voi due raccontare. No, qui siamo tra amici. È una commedia e poi il focus è su Baldini, che ha affrontato tutte queste cose in maniera del tutto incosciente. Si aspettavano violenza, si aspettavano sangue, si aspettavano strozzini a go-go. Perché la verità... E invece se Baldini è ancora vivo, vuol dire che è andata a buon fine una volta. Vuol dire che è andata a buon fine. Non poteva che essere una commedia molto particolare, un prototipo. Sai un pirla del mio amico cosa mi ha detto? Io vengo ma non mi dire il finale. Cretino, se sono qua come vuoi che sia il finale? Giuro, Potenza del cinema. Esatto. Senti, ovviamente Elio Germano non ha interpretato i caratteri, diciamo, anche sommatici, anche perché solo di plastilina per il mento ci sarebbero voluti mesi di trucco, ma poi soldi, perché stucchi. Ma non solo per il mento. Vabbè, solo per il mento. E invece Germano come hai caratterizzato, diciamo? Beh, un po' l'anima, per quello poi mi tocca lavorare tutti questi film, perché ho talmente preso l'anima un po' del personaggio. Che soldi? Sì. Sì, perché Elio è uno che... Adesso io la domanda a Corrado la faccio, perché io sono onorato, cioè sapere che c'è uno che interpreta me è una cosa incredibile. Tra l'altro quest'estate io e Corrado ci siamo sentiti e lui mi faceva delle domande. Senti, ma poi che facevate? Ma com'era? Ma poi dopo... E gli spiegavo un po', gli raccontavo le cose che fai. E tra l'altro mi dicono, io non ho ancora visto il film, che avete fatto un pezzo in radio proprio. Più di uno. Sì. No, proprio le gag delle ce ne sono tanti che poi non ci sono montati, ma insomma abbiamo passato un sacco di tempo alla radio. E i testi dove li avete presi? Nella cassetta. Perché noi avevamo fatto una cassetta Viva Radio DJ. La cassetta dorata. Menzioniamo perché la cassetta fu idea di Claudio Cecchetto. Bisogna dare a Cecchetto quel che è di Claudio, e quel che è di Claudio bisogna dalla Cecchetto. Quindi è giusto dire che l'idea fu sua di fare una cassetta. Quella cassetta divenne proprio di culto, perché non si trovava, non è come oggi arrivai, digiti, YouTube, non c'era niente, quindi o te la compravi e ne uscirono pochissime copie, quindi chi ce l'ha oggi io ce l'ho ancora. Quindi avete preso i testi. Anche Radio DJ ci ha dato il materiale che non c'era nel materiale dell'epoca. Ma anche un sacco di cose su di te. Sì? Sì. Di cose che nessuno sa. Esatto. Era un bravo ragazzo quel tempo. Mi ricordo, frequentavo i Salesiani. Ci sono un paio di scene, andavo al catechismo tutte le sere. Un paio di scene che non riveliamo, però vi posso dire che se vedete il film interpretato da Corrado, ma vedrete una parte molto intima di Fiorello. Non ho capito quando, scusa? Vedrete una parte molto intima di Fiorello. Era la sua, quella che era. Sì, però all'epoca era la tua. No, io ho fatto la tua, però. Ma qual è sta parte intima, scusa? No. Con Mila, ti dico solo questo. Con Mila by Night, sai cosa facevi? Io lo voglio raccontare. È bello, perché è successo veramente. Sì, più di una volta. Sì, perché Mila era la voce sexy di Radio DJ. Lei se la tirava un po' su questo. Lei non ti parlava mai. Ciao Fiore, allora oggi lei ti diceva ciao. Come stai? Tutto bene.
Allora un giorno sempre così, poi alla fine sotto Cancabano, lei faceva tutta la sexy, ma poi in realtà e niente, un giorno mentre lei trasmetteva io aspettai che comparisse la scritta on air, da quel momento vuol dire siamo in onda, ed entrai così come mamma mi ha fatto. Senza pantaloni, senza niente. Ciao Mila, come va? Lei, scusate, ascoltatori, devo chiudere. Tu lo sai l'espediente che hanno pari. L'hanno fatta pari. L'avete fatta pari, vi dirò di più. Alla tizia che fa Mila non gli hanno detto niente, lei si è girata e si è visto. Perché tu l'hai fatta così, Corrado? Ma veramente? Assolutamente. Perché non mi hai chiesto niente? Non mi hai chiesto informazione. Sai cos'è? Che parlare di un film che parla di te e poi di conseguenza anche ne viene difficile. Infatti stiamo parlando solo noi. È vero, hai ragione. Facciamo parlare un po' loro. Ho anche la scena dello sputo che tu dovresti raccontare. Quale sputo, scusa? Con Franchino in macchina. L'hanno tagliata. No, l'abbiamo tagliata non per motivi di così tempo. Sì, però quella è eccezionale. Dunque, a fare una serata eravamo andati in Svizzera. Tu eri come al solito raffreddato, malato, diciamo così. Solo che lui non usava fazzoletti normali, usava la carta igienica perché ne consumava tanto. Io sì. Schiera un continuo. Poi apriva il finestrino e sputava. Siamo in macchina con Franchino. Un bel film. No, ma non c'è nel film questo. Siamo in macchina con Franchino, che era il nostro manager, che teneva la macchina pulitissima. Una persona mi raccomando, non fare il cretino, che questa è la macchina mia. E lui lancia te, ma me la ricordo. Lancia te. Cosa fa lui? Pensa ad avere il finestrino giù, invece su nel finestrino. Che schifo, ragazzi, orario di pranzo. Litigata, però questa è tagliata per motivi di tempo. L'avete fatta? Mettiamo nel DVD, nel DVD c'è. Certo. Insomma, in soldoni, andatelo a vedere sto film. Sì, perché è divertente, molto divertente, però si riflette anche, insomma. Dove? Perché noi abbiamo una vita si rifletteva anche. Al bagno. Qualche volta si rifletteva. Comunque vi posso dire adesso, la mia si potrebbe fare ancora un altro, il 2. Sì, guarda, sicuro. Basta che giri dalla parte mia, veramente dei racconti meravigliosi. Pensa che una volta due mi hanno portato a casa, a me, due sconosciuti con la mia macchina. Ho detto scusa, mi dice dove abiti? Io dicevo dove abiti? Ma scusa, ma dove? Non ero conosciutissimo, facevo solo la radio. E questi due di notte per Milano, questa è la tua macchina, hai le chiavi? La tacca. Dal libretto. Preso dal libretto, preso la tacca, mi presero le chiavi, mi misero dietro, era un ragazzo, una coppia di fidanzati, carinissimi. Mi portarono a casa mia, nel libretto, e mi misero a letto, mi rimboccarono le coperte, io per salutarli non sapevo come fare, gli diedi un'alitata di amaro Averna e li mandai via. Andarono via, chiusero casa, lasciarono le chiavi lì. Veramente due persone a modo. Oggi una cosa così? Oggi eri già eri fatto, impalato da qualche parte. Senti, ma vogliamo fare un esperimento allora? Facciamo un esperimento. Allora, prima dobbiamo fare un break, ovviamente break, c'è un break musicale, attenzione, c'è un ANSA Sanremo 29 febbraio. Per quanto mi risulta posso smentire che Fiorello prenda parte al festival. Ancora! Ovviamente se decidessi di fare una sorpresa, ancora! No, dicono, sai quelle cose che tu devi andare là. Non ci sono impegni oggi, non è da fare. Da qui a Sanremo la strada è lunga, soprattutto le curve che ci sono in Liguria. Brutto tempo. Meglio non ci sono stasera, sai cosa devo fare. Allora, vogliamo fare il break? Sì, facciamo il break. E poi, attenzione, udite, perché Corrado Fortuna, che ha interpretato te nel film, farà una cosa, adesso non è facile fare così a secco, farà un personaggio di Viva Radio DJ che si chiamava Gianfri. Era un personaggio, era gay, però all'epoca faceva scalpore, faceva scalpore perché sai dire gay oggi chi è gay l'ha già detto, dichiarato, quindi è difficile che ci sia gente, qualcuno Taddia, Bozzi, però poi ormai siamo tutti sdoganati. Infatti anche la Tatangelo non ha avuto problemi a cantare la canzone. Adesso ormai è così, ma ai tempi no, quindi fare già finta di essere gay in radio era una cosa abbastanza pesante. Quindi noi abbiamo preparato un testo aggiornato ai tempi d'oggi e Corrado Fortuna sarà Gianfri, che veniva fatto dai me negli anni 90. Io sono curioso come ha fatto nel film. Ma questo dopo c'è un piccolo break che il nostro Enrico Cremonesi
sicuramente colmerà con una delle sue produzioni musicali che sicuramente avrà preparato. Non hai preparato niente. Una cifra oggi. Guarda, se tu mi chiedi un accordo possiamo fare qualcosa insieme. Ma no, io accordi non ne so. Non so niente. Come no? Non so niente. A quei tempi che canzoni c'era? Dimmi la colonna sonora del film, guarda, la canzone che apre il film è di Christian. Andiamo bene, ma veramente. Aspetta che la cerchiamo. Fammela trovare. Un altro amore. Ci provo, fammi un la bemolle maggiore. Sicuro che è un la bemolle? Sicuro, è la bemolle maggiore. Cultura. Com'è che inizia? Com'è che fa? No, me la ricordo proprio. Com'è? No, ti ricordi l'accordo o non ti non mi ricordo le parole. Fai tu la prima frase, Defi. Sì, nel frattempo abbiamo tempo, siamo qua a categgiare. Ti avrò detto ritornando in piena notte. Giuro amore non ci provo più. È così? Sì. Ma ogni volta come un tarlo risaliva quella febbre e tornavo ancora a farlo io. Stai cantando? Non me la ricordo proprio, sai? Vagabondo per errore. Cantala te, va. Dividevo la mia vita alternando amori senza metà. E io voglio arrivare all'inciso. Un'altra vita, un altro amore ti darò. Un'altra storia, un altro uomo inventerò. E dopo ti dovrai stupire di come a volte può cambiare un uomo se un amore vale. Un'altra vita, un altro giorno ci sarà, un altro sole per la nostra eternità, perché stavolta ho deciso e mi si leggerà sul viso. Abbiamo distrutto. No, va bene. Una libera interpretazione. Esatto. Che sei la mia serenità. Siamo pezzi di Iglesias. Oh sì, vero? Ci sta. Pensami. Ho i tuoi occhi azzurro mare, tu mi fai anche volare, come se io fossi tu. Questa non c'era? No, questa non c'era. Allora signori, buona fortuna, prenda la posizione del telefono e ma che bello, chiamiamo? Sì. Vai, è da tantissimo tempo che non ci colleghiamo con Viva Radio DJ. Allora, pronto? Gianfri è uno dei più grandi GPR d'Italia. Pronto? Chi è? Ciao ragazze! Siamo Ciao ragazze, come state? Siamo uomini, hai preso una cantonata. Uomini. Volete che parlo? No, che volete? Sì, parla, sentiamo. Devo proprio parlare? Sì, dai, parla. No, perché la germana, no? Da quando è diventata un'attrice ha rotto gli argini. Ah, sì? Non si tiene più. Nell'ambiente la chiamano la nave scuola. Ma dai! Vabbè. La regista invece, la Patierna. Pure La Patierna con quella faccia seria, sembra vera. Chiedetegli un po' cosa faceva quando eravamo fidanzati. Che facevi, Patierno, lo sai? Si divertiva a travestirsi da maialino. Ah sì? E che faceva? Lui faceva il salvadennaio. Tu? E io la monetina. Ma dai! Ma Gianfri, dai. Senti Baldini che mi dici? Che Baldini? No, guarda, la balda invece non è mai cambiata. No, meno male. Infatti è sempre stata zoccola. Balda! Ecco, sì. Si chiama Marco, ma tutti ai tempi la chiamavano col diminutivo. Cioè? Marchetta. Ecco. Dopo mezzanotte la trovate in tanga a Valle Giulia. No, non è vero niente, dai. Per non parlare poi della Rosaria. Dai, pure per te. Adesso si fa chiamare Fiorello perché è diventata famosa. Perché prima com'è che mi facevo chiamare, scusa? Violetta. Vi devo dire perché? No. Senti, tu fai ancora il PR, Gian. PR sarà tua sorella, Baldi. Perché, scusami? Io faccio il GR perché giro. Giro per discoteche, feste, sfilate. Bene, ho capito. Proprio ieri sera sono stata a una mostra fotografica bellissima qui a Milano. Che mostra era fotografica su cosa? Si chiamava Guarda Milano. No, guarda, staccato Milano. Ecco, lascia perdere le mostre. Ma scusa, metti le pause. Ma come? Scusa. Lascia stare le mostre.
lasciamo perdere. Poi sempre a Milano sono stata una sfilata di alta sartoria. Come si chiamava? Cuci Milano! No, anche questo per favore. Ma ancora? Dai, parla di qualcos'altro, Gianfri. Vabbè, che faccio? Vi parlo un po' di me? È meglio, parla di te, dai. Sapete che a Milano ha aperto una gelateria? No, non lo voglio sapere come si chiama. No, lascialo stare, grazie. Ciao. Fortuna. Però ci prende, ci prende, ragazzo. Sembra un po'. Tra l'altro, per la cronaca diciamo che Gianfri a quei tempi non era solo, perché eravamo in tre. C'era Nicola Savino che faceva la Carmi e Amadeus che faceva l'ama. Sì, tutti. Bene, allora c'è una pausa visto che parliamo di cinema. Sta per arrivare un attore che si occupa di film generazionali. Sì, è il nostro attore di riferimento. Ragazzi, non so se voi lo conoscete, perché ridi Germano? Corrado Fortuna, perché ridete? Non avete mai sentito, è un grande attore. Sì, io ci ho lavorato. Ci ha lavorato pure? Ci ha lavorato con Silvio? Come no? Che ne sarà di noi? Già vero, che ne sarà di noi, è vero. Quando tira in mare il telefonino. Sì, le botte che ha preso in quel film. Ma chi è che facevano gli hooligans? Chi erano? Ma erano degli hooligan veri, no, per risparmiare. Hanno preso invece che gli stunt, due che facevano jiu-jitsu. Che poi a un certo punto l'abbiamo fatta noi. Fantastico. Tu sai che una volta ero a Cinecittà, uno dei programmi che ho fatto, è il periodo che giravano Gangs of New York di Scorsese. Di Capri. No, a un certo punto sto al bar di Cinecittà e vedo una serie di delinquentoni, ma proprio tutti vestiti in quella maniera là. Avione, tutti insanguinati, finti, no, con le cose. Ma voi che fate? Stiamo a fare Gang of New York. Io sono dei Mac Fad, lui è dei Mac perché c'erano due. Ma io faccio, ma avete battute nel film? Sì, 2 ne avevamo. Io faccio e io avevano. Allora attenzione, vedi, ci sta guardando già con aria disgustata. Sì, è vero. Buongiorno Silvio, il fratello di Gabriele Muccino, eccolo qua. Che bella presentazione, mi fate una bella presentazione. Perché bella presentazione? È come se io ti presentassi come il fratello di Varenna. Vabbè, che c'è? Ma dai, un nome cazzo, un nome. Mi chiamo Sasha, scrivo bene, S-A-S. Sì. E poi? E poi Sasha. E poi Sasha. Scrivilo come ti pare, ma scrivilo. Sulla carta d'identità c'è scritto nome Sasha, cognome Muccino, segni particolari, fratello, va bene. Oggi non siamo qui a parlare del mio nome ma del tuo film. L'ho visto insieme al mio fratello. Come vi è sembrato? Mio fratello mi è piaciuto? No. È troppo biografico. Vabbè, scusa, per forza, la mia vita. Ma tu hai una vita troppo biografica. Scusa, non si capisce. Ma a te è piaciuto? Ovvio che no. Perché? Ovvio che no. Se non piace a mio fratello, non piace neanche a me. Basta questi storie giovanili, queste storie d'amore, questi film fatti per schelli che limonano, strussano. E poi chi è questo attore tedesco? Ma perché tedesco? Non è germano? Ma che Elio Germano, capito. Italianissimo, bravissimo attore. È un bravo attore? Sì. Ha un fratello regista? No. E allora un fallito. Che velocità, ragazzi! Che velocità, incredibile. Una promozione pazzesca al tuo film. Quanti di voi sono incuriositi in sala? Ci sono circa, ricordiamo, l'80-90 persone. Quanti di voi hanno avuto almeno la curiosità, voglio andare a vedere la storia di Beh? Quanti? Alzate. Speriamo. Siete molto carini, nei confronti di Baldini. Baldini ha detto pure che non vanno al cinema, lasciategli i soldi del biglietto. Sì, a me è uguale. Per lui stecchiamo io e Patierno, va bene? È contento. Senti, Patierno, tu hai fatto, ma com'era Pater Familias? Sì, era tosto. Era molto tosto. Avevo voglia di fare una cosa più lieve. Quindi hai scelto una vita insomma insulsa come la mia, certo. Senti, salutiamo Laura che ha letto con la febbre, Laura Chiatti. Laura Chiatti, Chiattona, come va? Ma ci sta sentendo? Assolutamente sì. No, allora Laura Chiatti, se ci stai sentendo chiamaci. Scusa, ragazzo, è Stella Chiatti, Stella Chiatti è la Chiatti, è il ragazzo. Sì, bisogna vedere poi. Allora, Chiatti è fidanzato, ho letto sui giornali che la Stella credo pure sposata. Tu Corrado Fortuna come sei con gli affetti?
Nel film o nella vita? Nella vita, noi facciamo gossip anche, scusa, io leggo di più, quindi devo... È un momento complicato. Quindi ti sei lasciato da poco la ragazza? È un momento complicato. Come si chiama la ragazza? No, non Giovanni. Non parlo un cornuto. Ha fatto jump. E invece devi girare dei film ultimamente? Sì, sto girando a Catania, un'opera prima. Ah, sarà Tornatore, sicuro? No, non è Tornatore. Perché non ci sei nei film di Tornatore? No, ero impegnato in quel periodo. No, perché solitamente tutti i siciliani sono coinvolti in quei film lì. No, sto facendo un'opera prima che si chiama Una notte blu cobalto. Una notte? Blu cobalto. Come il cofano della macchina. Una commedia divertentissima. Non è proprio una commedia. No, regia di? Si chiama Daniele Gangemi, un giovane regista catanese che ci sta ascoltando. Tu invece, Elio, non lo dici su cosa stai lavorando, non lo puoi dire? No, sto lavorando al film nuovo di Salvatores. Hai capito? Ah, Salvatores. Sì. E dove lo girate? Lo giriamo ora siamo a San Daniele del Friuli, dove fanno il prosciutto. Posto meraviglioso. Ah, proprio lì, San Daniele. Sì. Infatti ci esce dalle orecchie proprio anche nel dentifricio, c'è il dentifricio al prosciutto. San Daniele, sì. Ma veramente? Sì. San Daniele del Friuli, io sono stato fatto militare in zona. Sapone col grasso. Si sta bene nel Friuli? Sì, dopo un po', diciamo, siccome abbiamo questo albergo arroccato dopo un po', insomma, c'è voglia anche di vedere un po' di pianura. Sì, qualche persona, insomma, una casa. Dillo a me, io una volta sono andato in montagna d'estate, perché ti posso dire. 2 maroni, Io pensavo che d'estate la montagna fosse chiusa, perché il cancello, esatto. Sai, chiuso, non si può ir, chiuso, è estate, che viene a fare? E invece ho scoperto che la montagna d'estate c'è tutto un mondo, c'è più gente delle spiagge. Tu vai a Cortina il 15 agosto, io sai che ho visto il 15 agosto a Cortina, non te lo posso dire perché le risate mie, ho visto Luca di Montezemolo vestito con, guarda, Salo Pez a pantaloncino di velluto corto con i puppoli laterali, il calzettone, capelli così, e l'ho visto dentro una baita, e tant'è che io l'avevo preso per il cameriere della baita, che erano vestiti tutti scusi, si gira, era lui, Luca Cordero, capito? D'estate se ne vedono di tutti i colori, poi d'estate in montagna si cammina sempre. Dove andiamo? Adesso si va a Baita Fraina, dovresti segare un po'. E allora tu vai lì, le discese non sanno neanche cosa sono, perché in discesa non si va mai, sta lì, picozza e vai. Io una volta mi sono ritrovato sbagliato strada, ero io, il cielo e uno stambecco bianco che non si trova, che parlò, mi disse: ma tu, terrone, che minchia ci fai? Dopo andiamo alla pubblicità adesso, pubblicità, torniamo dopo. Viva Radio 2 e anche di domenica alle ore 11, domenica, viva Radio 2! Il cast al completo del Mattino all'ora in bocca che esce. Pronto, buongiorno. Ancora lei. Salve, sono Peppe la Bestia. Chi è Peppe la Bestia? Sono Peppe la Bestia, faccio lo struzzino. La sua voce mi sembra di conoscerla, Anche a me. No, non sembra di conoscere la sua. È già stato mio cliente. No, non credo, senta. Non mi sembra uno strozzino lei. E invece sì, sono un piccolo e onesto strozzino che scende in campo per aiutarti quando hai bisogno. Io ti riempio le tasche e ti faccio arrivare a fine mese. Io ti gonfio il portafogli e in cambio chiedo solo il 46%. Il 46%? Cosa vuoi che sia? Non lo fa più nemmeno Sanremo? Lo so, ma è un'esagerazione il 46%. Il 46% è il minimo. Lo dicono i sondaggi, ragazzi, il 46 è il minimo per essere uno strozzino, al di sotto sei una banca. Figurati. Io sono lo strozzino delle libertà. Fermo, non si può fare campagna elettorale. Un attimo che giro il foglio. Sì, giri il foglio. La mia non è propaganda elettorale, io faccio solo il mio dovere di cittadino. L'usura è la mia missione, perché sono quelli come me che possono salvare l'Italia. Gente semplice, gente sobria, gente riservata. E quel poco che guadagno lo do in prestito a gente un po' più sfortunata di me. Io vi regalo i miei soldi. Ma come regalo se poi in cambio vuoi dei tassi altissimi, dai? Non è vero, io di altissimo non ho niente. Vi aspetto il... No.
13 e 14 aprile in tutta Italia per darvi a tutti un bel prestito. E non preoccupatevi, perché se divento presidente i soldi poi me li riprendo tutti indietro. Come gli interessi. Vabbè, io gli interessi me ne intendo. E viva il PDL! No, che PDL? Il prestito delle libertà! Basta. Si trova sempre. Sempre si trova. Senti, ma quando vanno, domanda agli attori, no? Quando è che vanno chiamato per fare la storia di Baldini? Non vi siete fatti una risata? A me non me l'ha detto. Com'è stata la cosa? A me mi ha chiamato Patierno, mi ha detto... Corrado Fortuna parla, perché dobbiamo dire. Dimmi Corrado, dice, Patierno ti ha chiamato? Patierno mi ha chiamato, dice, ti volevo fare leggere la sceneggiatura del mio prossimo film, mi piacerebbe darti un ruolo, il tuo ruolo è Rosario. Basta. Rosario, tu pensavi a un frate, una cosa, invece poi leggendo hai capito che ero io, che era pazzo, però alla fine se n'è accorto. Senti, domanda da un minuto, secondo voi avrà successo questo film? Tocchiamoci tutti insieme. È una domanda che non potrà avere mai una risposta. Tu figuri se uno mi fa avrà successo, tutti dicono no, ma no, figurati, ma come no, diranno no, secondo me avrà successo, perché è curiosa la tua storia, capisci? Io vedo ora che abbiamo annunciato che ti si vedrà nell'intimo, io penso che stanno le code fuori da Corrado è molto messo meglio di me, insomma, all'epoca dai. Beh, all'epoca non ero male. È vero, avevo anche gli addominali. L'ho toccato nel vivo. Chiedere a Mila. Chiedere a Mila, ma non solo a lei, voglio dire, nel senso. No! Facciamo l'ordine alfabetico, iniziamo con la A. Tra l'altro c'è una leggenda insomma un po' spiacevole sulle donne, no? Quello che Franchino ci ha raccontato. Tipo? No, che di solito non è che erano sempre queste primizie cioè capitavano anche a tarda sera. Capitava quello che uno trovava quando Vinicio lo chiama il setaccio della penultima ora, no? Ragazzi, oggi stiamo toccando quando parlo di me di quei tempi io ho il terrore che ho fatto di quelle cose veramente. Franchino, è vero, la mattina ti trovava e ti faceva complimenti Rosario, bella quella di ieri sera, aveva 3 pance. Ragazzi, io oggi che stai cercando tu su internet? Qua questo sta cercando cose vecchie su YouGoogle, com'è? YouTube? YouGoogle. È una cosa nuova questa, YouGoogle lo fate. Allora, scusa, c'è da fare un saluto doveroso alle suore dell'asilo di Santa Giovanna Elisabetta. Di quello che abbiamo parlato oggi è stata una meraviglia. Ci ascoltano sempre perché sono dell'asilo dove va Brando, che è il bambino di Alberto Di Risio. Nostro autore. Sai perché l'abbiamo scoperto? Perché le suore hanno detto tanto papà è malato, perché ti ricordi cosa hai detto? Che ho detto che era malato. Sì, che ravanava nella cacca. Sì. Guarda che le suore ormai, hai sentito ieri Chiambretta a Sanremo ha detto che delle suore di clausura guardavano Sanremo? Quindi ci ascoltano. Io c'ho una mia amica suora, compagna di classe, in questo momento, che io saluto. Salutiamola. Sì. Ma lei dice non mi chiami mai. Lei vorrebbe venire in diretta. L'ultima volta che è venuta in diretta parlava male del Papa. Sì, è vero. Siamo stati noi a dirgli no, ma ti prego, no, a me sto Papa non mi piace. No, ma non lo dire. Tu sei suora, che è il tuo capo, no? Sì, appunto, la licenza, poi diventa una suora precaria, non me lo permetterei mai. Poi arriva Zampaglione e gli fa subito la canzone, suora precaria. Poi arriva Frank Energy comincia a fare rivoluzione, litigano. Ieri hanno litigato, ragazzi, una litigata meravigliosa tra Frank Energy e Zampaglione. Tu non dovevi venire a Sanremo, e che tu prendi che poi vieni a Sanremo, insomma non ci devono andare nessuno dei due se per questo. Allora vero, veramente è tutto idente fa Zampaglione. Tutto, dai, veramente. Andiamo avanti, vediamo quanto hai fatto a questo amico semplicemente. Dai, poi. Ecco, si è addormentato, sveglia. No ragazzi, perché stiamo per concludere oggi venerdì, inizia il nostro weekend e sta per finire un altro weekend e tra un po' chiameremo Mike Bongiorno e chiederemo Mike andrai al cinema a vedere? Poi le domande a Mike sono conosci Elio Germano? Come no. Conosci Corrado Fortuna? L'ho scoperto io, ho visto tutti i suoi film, lo sai? Tra un po' lo chiamiamo, ancora è troppo presto, però io lo chiamerei ora, lo sai perché? Lo spiazziamo così. Sì, perché lui pensa, lui si aspetta la telefonata alle 3 meno 5. Oggi aveva detto che forse mi provate un attimo Mike? Prova, giusto così, curiosità. Ha detto che forse non c'era, ma ci ha detto una panzana sicuro, perché non voleva essere disturbato. Vediamo se lo becchiamo. Stava facendo, doveva fare le infiltrazioni perché è caduto. Lo becchiamo mentre gli fanno l'infiltrazione. Ho preso una panciata, una panciata.
Perché con gli sci di fondo, che lui è incazzato per questo, mi dice, ma ti pare che cado con gli sci di fondo? Io. Perlomeno se uno cade con lo sci alpino, allora... Pronto? Magari gli stanno facendo l'infiltrazione. Niente. Dopo 4-5 squilli. Lo scherzo, un giornalista. Sono del Sanremo. No, Carbone di Libero. Carbone di Libero. Come si chiama di nome? Come si chiama Mister Simpatia? Non lo so, simpatico come un chiodo arrugginito. Preso d'estate, che ti devi fare l'antitetano. Con i sandali. Esatto. Però è più simpatico di Berselli. Sì. No, che un tagliaunghie arrugginito. È meglio se tagliaunghie arrugginiti che chiodi arrugginiti. Niente, non ci risponde. Niente. Secondo me Giorgio, si chiama Giorgio è lì sul lettino sdraiato. Niente, è lì che sta facendo le infiltrazioni col massaggiatore della casa. Va bene, visto che ci siete voi, abbiamo preparato questa puntata sul Cima, un altro attore, tanto amico di Corrado Fortuna. Sì. Signori da Palermo, adesso chiameremo il grande attore Tony Sperandeo. E lui fa sempre ruoli di mafioso, invece vorrebbe fare ruoli diversi, non solo il cattivo. Pronto? Oh, Tony. Lo so, ti abbiamo chiamato noi, Tony. Ciao. Sono Tony, capisci che sono Tony? Sì. Mi dovete liberare. Voi mi dovete liberare. Liberare? Voi mi dovete liberare. Mi dovete liberare da questi ruoli che mi offrono. Certo, giustamente. Offrono. Sì. Ho capito o no? Sì, capisco. Perché ti alzi la voce? No. Tu sei un bravo attore. Che è successo? Io sono un attore... Sono un attore a tutto, come si dice? Sono un attore a tutto... A tutto tondo? A tutto tondo tua sorella. Perché, scusa? Io sono bravo e basta, sono Tony Sperandeo. Ma secondo te? Ma secondo te? Secondo me. Io non posso fare dei ruoli diversi da quelli che mi danno, sempre il capomafia, il picciotore mafia. Guarda, sicuro. Posso farlo? Certo. Ad esempio, un film tipo... Che ne so, tiriamo a caso? Colazione da Tiffany. Ah, bellissimo, grandioso, con George Pepper, Audrey Hepburn. Perché non avrei potuto interpretarlo? No, certo, sicuro. Guarda, ci pensavo ieri, ho detto, ma al posto di George Pepper poteva esserci Tony. Com'è che si chiamava? George Pepper. Non lo conosco io, George Pepper. Non zia Pepper, George Pepper. Runne e Baria. No, tu capisci l'italiano o no? L'italiano. No, è americano. Allora mi fai chi ci avete ospite? Oggi abbiamo Corrado Fortuna, Elio Germano e Francesco Patierno. Che? Non ho sentito. Chi sono? C'è pregiudicati? Chi sono? No, che pregiudicati? Sono due bravissimi attori sono e un bravissimo regista. Sono iscritti all'albo degli attori? Penso di sì, come tu. Non mi risulta. Vabbè, adesso Tony, non fare difficile. Come si chiama il regista? Francesco Patierno. Senta, come ti chiama? Patierno, un'unica motorazione che parto con la recitazione, ti faccio vedere io come si fa. Dagli Chuck. Ti faccio vedere come si fa colazione da Tiffany. Te lo dà lui, è colazione da Tiffany. La protagonista si chiama Holly. Holly? Si chiama Holly. Ah, Holly. Ok, andiamo. Dai. Azione. Porta dietro la mano. Motore non motore. Vuole tutto, vuole motore. Che mi fa? Azione così di botto. Ecco, fate i macchini. Ma volete spicciare? Tempo! Sperandeo era scibile. Avanti spicciate, me ne chiede la casa. Vai. Allora, motore. Partito. Chuck. Che una fame allucinante. Che hanno detto che sei capottano, una fame. Holly. Madonna. Andare a fare colazione, uno da voi. Dimmi, dove vuoi andare? Da Tiffany dove vuoi andare? E che mi zuppo, il coglione e il cappuccino mi zuppo. Ma che mi ci mangio? Gli orecchini col cacao di sopra mi mangio. Non si fa così. Ma che mi faccio una granita con le perle mi faccio? Ma quello è Tiffany, ma che stai dicendo? Ma senti, per curiosità, ma a pranzo non mi puoi, no, gommista mi puoi? No, basta! Ma felice, Martino, va, ma ora sgratta, va, come Francesco Sperandeo, un'altra occasione bruciata, non puoi fare così. Ti è piaciuto? Ha reso l'idea un po' più sanguigna. Ah, c'è molto più. Chi è che sta parlando? Francesco Patierno, il regista. Allora apriteci un microfono se deve parlare. Cosa gli dicevi? L'ho già sentito. No, andava benissimo se puoi farlo un po' più tipo commedia. Io non lo vedo, ma mi immagino che ti senti, scusa un attimo, ma abbiamo mangiato nello stesso piatto io e te per caso? Ma tu che sei per darmi gli ordini a me la devi fare così? Ma così,
Io la faccio così come viene, spontanea. Arrivate in fare più a commedia. E io tutti queste spaccheppire che arrivano. Va bene, salutai, arrivederci, va, arrivederci. Non lavora con tutti i regimi. Vabbè, Sperandeo è così. È così, non c'è niente da fare. Baldini, ieri è successa una cosa meravigliosa. Questa cosa, a raccontarla dell'incredibile, veramente. Baldini, ma l'hai raccontato tu stamattina, eravamo al bar. Incredibile, allora, sì, è vero. Ieri ha preso 4 numeri al Super Enalotto. Vincenti, i primi 4, ma non li ha giocati, un cretino. Precisissimo. Su Radio 3 ho dato. Su Radio 3, quindi è documentato? Sì, 2, 5, 6, 56 ho dato. E sono i primi 4 numeri del Super Enalotto. Non ci ho giocato una mazza, ovviamente, se no veniva fuori il 23, il 48 e il 79. Scusa, perché non puoi dare adesso dei numeri, dai altri 4 numeri, vai. Allora, concentraci. No, io prendo. Perché lui fa tutti i suoi. Quando sei nato? Il giorno. 25. Poi? 31. 25, 31? 24. 20, minchia, preciso, 24, 25, 31? 7, 16, 3, Super Enalotto. Allora, vai, ripetiamo. 3. 25, 31, 24, 7, 16. Super Enalotto. Su quale ruota? Super Enalotto. Non c'è, io non capisco niente. Che tu giochi spesso. No, non so neanche capace a giocare. Giocateveli questi. Ecco, giocateli, magari potreste anche vincere. Stasera ricordiamo agli amici di Roma che comunque ci siamo anche noi, no? Alla prima. Ah sì, vai al cinema a fare tu il figo, eccolo qua, da cui è stato tratto questo povero film. Scusate, qual è la concorrenza? Quale sarebbe? Sto periodo che cosa è uscito? Non è uscito? Ma forse. Sono niente di. Sono stati gli Oscar la settimana scorsa, quindi niente di difficile. Solo quelli che. Michael Clayton, tutte quelle cose. No, niente di grave. Il petroliere, robetta. Ma guarda, se vieni anche te la battiamo definitivamente. No, ma non andate a vedere questi film americani, poi sono doppiati, capito? È vero, sono le robette, invece qui ci sono loro che recitano sul serio, mica gotica, certo. Allora, noi siamo quasi in conclusione, avevamo preparato dei pezzi noi? Io no, non mi ricordo, non mi risulta. non mi risulta. Sì, no, perché sì, cos'era? Sì, una cosa tristissima, perché però c'era un motivo. Fammi un sol maggiore. È una canzone di Tenco, noi non capiamo mai cose di Tenco, invece Tenco va. Non è di Tenco? È di Endrigo. Di chi è? Di? Sergio Endrigo. Ma tu mi vuoi Endrigo, vabbè. Va bene, di Endrigo. L'ha cantata anche Tenco comunque. Vedi? Ecco, vedi, l'ha cantata anche Tenco. E stasera credo che mia cugina Fiorella Mannoia, che siamo parenti del stesso giardino, la canterà stasera a Sanremo, credo. La canzone Io che amo solo te, una cosa seria, Vai. C'è gente che ha avuto 1000 cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama 1000 cose e si perde per le strade del mondo. Aprite la batteria. Io fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. E che vuoi fare? Sono cose che succedono. Abbiamo collegamenti spostati. Collegamenti col pullman di Veltroni per caso? È da un po' che non ci colleghiamo. Sentiamo il pullman dove è arrivato. Sentiamo. De Gregori stanno cantando. Basta, dai,
La cantiamo una canzone per Barter, dai. Ragazzi, c'è l'autoclip, fammi una cosa, dai, fermiamoci. Dai, fammi chi sputa più lontano. Aspetta, allora chi vince che fa? Il ministro della sanità. Dai, che so. Allora no, raga, al momento sputi, non sgracchi, No, vabbè, che Yes, we can. No, un'altra volta chi ha mollato? Boia, chi molla? Grazie. Ne fanno veramente di tutti i colori. Ragazzi, si divertono. Bene, collegamento con Sanremo, dove gli spostati ci attendono. Pronto? Ecco, ciao. Stavolta siamo noi ad avere ospiti. Abbiamo Corrado Fortuna, Elio Germano e Patierno, regista del Mattino all'ora in bocca che esce oggi. Certo, lo sappiamo. Ciao Elio. Ciao. Come state? Microfoni, vogliamo aprirli così, giusto per... Sì, 1, 2, 3, prova. C'è anche Pegiz. Ma dai! Ma sì, tutti i giorni Pegiz sei lì, ormai. Sono uno spostato fisso ormai. Ma diteci qualcosa però che non sappiamo, perché... Allora, Pippo ha la febbre, lo sai? Chi? Pippo Baudo ha la febbre. Arrivo. Sì. Arrivo con il pullman di elettrone. Arrivo subito. Allora, tra parentesi, tu ci scherzi, ma in conferenza stampa hanno chiesto a Del Noce se arriverai domani. Ma lo dicono sempre. Esatto. Lui ha detto non ne so niente, non escludo, non ne so niente. No, sono qua. Guarda, mi senti? Perché? Sono a Roma. Non posso. Vieni a fare la respirazione bocca a bocca al festival. Tu sai che io ho scritto un pezzo sul Corriere, diciamo che proponendo una Sanremo in sintesi, il nostro vecchio progetto, lo so. Radiofonica, solo canzoni. Io la provocazione la feci l'anno scorso. Ma non è una provocazione, è una belle serate in radio e una sola eventone in TV. Però come al solito è facile parlare da lontano, poi quando si è lì è molto più difficile. Facciamo invece gli auguri al buon Pippo, che Pippo c'ha sta febbrona. Pippo, dai, su, coraggio! Su postone e via sul palco. Sì, va, con la cosa, mettiti la tachipirina, oppure prendi il tachifluidec, oppure mollo Sanremo che ti passa subito, che veramente. Senti, altre novità? In questo momento sta provando Giovanotti con Ben Harper. Perché sai che questa sera è la serata dei big? Dei big, non dei big, dei super ospiti. Chi c'è come super ospite? Giovanotti? Giorgia? Giorgia Giovanotti. Fiorella Mannoia e Gianni Morandi. E poi i Pooh. Allora ragazzi, vedi, tu li hai bruciati un po' tu ieri, Pooh, ma vabbè, insomma. Ognuno fa il suo mestiere. Certo che però non sarebbe male se una volta tutti quelli che tu hai menzionato, no? Così, pari come sono, metterli in gara l'anno prossimo, non sarebbe male. Anziché vanno a fare i super ospiti, ma perché non vanno a fare la gara? Io non lo so. Ma tu pensi sarebbe meraviglioso, tanto non è che dici il danno alla carriera, ma di che? Scrivi una bella canzone, arriva nono e che ti frega? E poi l'altra novità è questa, ci sarà una compilation. Elio e le storie tese cantano Sanremo perché le loro versioni sembrano molto più convincenti. Ma davvero? Certo. Ma mi hanno detto che nella compilation c'è anche Eravamo così, la televisione, aspettavo Natale, eravamo così per la televisione. Ok, quella c'era, Sono morti. Ci siete? Ehi? Ci sono. Siamo qua, Dico, c'è anche quella. Ma ce la mettiamo. No, ma c'è veramente, non sto scherzando. Scusa, pensavo fosse una domanda. No, senti, perché a me mi hanno detto di sì. Hai visto il dopo festival ieri sera? Purtroppo no, però abbiamo visto su computer, abbiamo visto, come si dice, la litigata tra Tiro Mancino e Frankie Aieneger. Avrei pagato oro per essere là e io ci avrei messo Pupo. Ci arrivava pure Pupo e li menava tutte e due. Era meraviglioso. Una cosa così. E poi e Malgioglio che entrava nudo urlando. È stato meraviglioso.
Ma a parte quello nient'altro? No, guarda, abbiamo il problema, voi sapete che la Bertè è stata squalificata, ma purtroppo non viene neanche, c'è stata una grande diciamo così, separazione in sala stampa, c'è chi voleva comunque che fosse votabile, chi voleva addirittura mettere un premio speciale per Loredana Bertè, perché lei voleva il premio della critica intestato, quello che ha intitolato sua sorella. Purtroppo non è stata possibile fare né una cosa né l'altra, d'altra parte non si può neanche decidere sulla spinta di ricatti affettivi, secondo me. Comunque, giusto abbiamo visto un po' gli ascolti, il picco è stato Loredana Bertè. Sì. È anche stato in testa, ma diciamo che ieri ha retto l'ascolto. Poi posso dire una bella serata perché c'erano dei bei duetti. Devo dire che questa formula dei duetti l'ha inventata Bonolis, onestamente, bisogna dirlo. Non la dire sta cosa che se Baudo sente gli sale la febbre. No, se per questo negli anni 60, scusa, c'erano dei duetti, c'era Wilson Pickett, mi ricordo io. C'era la doppia esecuzione. La doppia esecuzione, non erano duetti, è vero. Sai che Armstrong dopo 3 minuti l'hanno portato via, ha continuato a suonare un'altra ora in camerino, perché dice come mi chiamano per cantare, per suonare. Sì, no, è vero, Baudo lo cacciò e disse Armstrong fammi la cortesia, lui se ne andò e continuò, perché per lui era impensabile andare in un posto e fare 3 minuti, per lui quando va in un posto faceva un'ora, no? Certo. E dice Baudo te ne devi andare, gli diceva. Mannaggia. Senti, in bocca al lupo allora a tutti, sono rimaste 2 serate. E ti aspettiamo allora, come annunciato da Del Noce? No, a parte gli scherzi, mi piacerebbe pure, un giretto me lo farei, però non posso, io sono con la famiglia, anzi saluto mia moglie Susanna, aspettami che arrivo, tu sai dove, perché ci paghiamo il codice, se dico dov'è, no, è alla fine. Ci vediamo tutti. Tu sai dove, Susi, mi raccomando, Ok. Ieri sera c'è stata una cena a lume di candela fra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. L'unico problema è che c'era anche Michael Bolton, hai capito? Che bello, insieme a loro. Serviva a tavola. Ed io tra di voi. Senti, io ho fatto una canzone, se vuoi te la... No. Sì. Vai. Sì, dai. No, purtroppo non avete sentito in apertura del programma, sull'argomento dei gay ho fatto una... Si chiama canzone... No, non la faccio più, quella una volta sola. Però si chiama Canzone senza ipocrisia sui gay, cioè quello che bisogna dire. Stile Modugno. Stile Modugno era lo stile, ma non lo posso cantare. Ti posso fare l'inizio. Guarda che se non la fai faccio io quella che De Andrea ha scritto. No, 2 volte non riesco a farla. Scusa. Perché sei triste? No. La gente non capisce. No, basta. Non capirà mai. No. Tu sei frocio. No, benissimo. Basta. Tu lo sai che No, basta. Vabbè, ma scusa, secondo me è peggio dire tu non sei come noi, secondo me è meglio dirlo così. Fiorello, Fabrizio De André una sera ha composto la seguente canzone che cerco di imitare, poi cerca di capire a chi è dedicata. Io vivo ancora con mamma, ho un cantautore per le man, cosa farò? Vorrei sposarmi ma non posso, se vedo un seno divento rosso e il terzo cane che mi mandi sono Ballandi. Bene. Signori, con questo domani lui farà il parcheggiatore e io il canzoniere. Signori, la carriera. Grande Fegiz. C'è Cremonesi che è sull'orlo del collasso dietro la tastiera, io ho i sudori. E mi stanno sudando, sai cosa? Le ginocchia, che solitamente non sudano. E io so che non potrò pagare il mutuo. Tra l'altro è uscito un'ultima ora, sentite ragazzi, si annuncia che questa sera andrà in onda solo il primo tempo de Il Mattino a loro in bocca, perché purtroppo il secondo tempo Baldini se l'è giocato ieri sera su 4 numeri che aveva tenuto segreti e purtroppo vedete un tempo. Ciao spostati, noi lasciamoci salutare. Film. Lasciateci salutare, grazie, ciao Mario, lasciateci salutare Elio Germano, Corrado Fortuna e Francesco Patiello. Ciao. Mattino allora in bocca questa sera in tutti i cinema d'Italia. Abbiamo terminato. Viva la D2, programma di Fiorello, Bozzi, Cassini, Dirizio, Tavia. La collaborazione di Robertino Testa Armata.
Le musiche del nostro maestro 100% pollo Enrico Cremonesi, i nostri musicisti Facciani, Sgro, Coraduzza, Frigerio, Giardina, Rosen, sembra la formazione dell'Inghilterra. Poi i tecnici Pino Berardi, Marco Cristilli, Paolina Braia e Sasà Bellistri, la redazione Betta Parina e Alessandro Provenzano. Ancora? Backstage Marco Luni che ci certo, sempre. E ricordiamo una cosa importante, ma ricordiamo importante, quando è che adesso ci beccano? Vediamo se te lo ricordi. Quando è che ci beccano? Domenica! Domenica c'è il puntatone, un'ora e mezza! Radio 2! Oltre all'edizione delle 13:40, delle 22:40 e delle 7 del mattino, viva Radio 2! E anche di domenica! Grigio, dalle 11 alle 12:30! Domenica! Viva Radio 2! Non mancate! Grazie. Ho detto non mancate! Allora, Veltroni mi dicono che è in lizza per il premio alla Corriera. Scusate, questa è di questa è di Carmelo Isgro, il nostro bassista, me l'ha mandata scritta a penna. Non è male, era carina, ha riso pure Germano, Germano ha riso. Ma il Germano non è un animale? Sì, Germano reale. No, cos'è? Un gabbiano? Non è un gabbiano, Germano? Un'anatra. Vabbè, noi non vorremmo mai chiudere, No, è vero. Bella quella canzone di Fegiz, la devo sentire di nuovo. La volete qui, Vai, fai il bis. No, basta. Va bene, ciao. E viva Cotta Fabio e il suo libro, vai, pronto c'è Mike, cercatelo in tutte le librerie. È di Aldo Grasso, non è mio.